Mercoledì 22 giugno 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sono le 8.53, siamo in diretta dagli studi di Radio ABM in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano l'emergenza idrica che sta colpendo la provincia di Belluno e non solo, tubature rotte e siccità, ordinanze antisprechi, carenza d'acqua in più parti della provincia. A Sossai arrivano le autobotti, l'approfondimento di Forzine e Damin da pagina 16 a pagina 17. Foto di copertina, prove di spinta per il bob azzurro alla pista Monti, un arrivo a 8, notizia che ci porta a Cortina da un pezzo a firma di Menardi a pagina 30. Feltre, politica, Fusaro e Zatta tendono la mano al Comitato per l'aria pulita. I due candidati al ballottaggio rispondono ai quesiti del Comitato Respira Feltre, controlli e indagine epidemiologica, l'approfondimento di Scottini a pagina 23. Salute, melanoma, triste record di più colpiti del Veneto. La provincia di Belluno è prima in Veneto per incidenza del melanoma e ad essere colpiti maggiormente sono gli uomini. A dirlo è stata la professoressa dell'Università di Padova, Alessandra Buia, che ha evidenziato come questa patologia stia colpendo anche persone sotto i 50 anni. L'approfondimento di Paola Dalanese a pagina 20. Comelico, viabilità, lavori al tunnel, c'è l'ipotesi del commissario per i cantieri. Un commissario come per le opere olimpiche, ma dedicato alla viabilità del Comelico, è l'ipotesi a cui si sta lavorando. E ancora Belluno, politica in lutto, è morta Piol, consigliera di Forza Italia e ricandidata con dei Pellegrin. Maestra in pensione e vedova da diversi anni, viveva a Visome, fu eletta per 2 consigliature fino al 2012. E un altro lutto, in questo caso ha colpito la comunità di Feltre. Addio Samantha, mobilitò Feltre nella ricerca di cure inedite. Ha creato profonda costernazione fra i feltrini la morte di Samantha Calzavara, la donna di 49 anni affetta da sclerosi primaria progressiva, per la quale nel 2016 si era animata una straordinaria gara di solidarietà in città e non solo. Samantha ha affrontato la malattia senza mai perdere il senso di gratitudine per la moltitudine che le si è stretta attorno e nemmeno il piacere per la vita. Poco o nulla è servito l'intervento sperimentale cui si era sottoposta a Belgrado fra il 2017 e il 2018, ma mai la donna feltrina si è persa d'animo. L'approfondimento lo troveremo a pagina 25. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno. Breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. La prima riguarda la politica italiana, questo è il titolo. Nuove armi all'Ucraina, via libera a Draghi, l'unità è essenziale. Sì del Senato con 219 voti a favore, anche dei 5 Stelle. Di Maio strappa, è scissione. La linea dell'esecutivo: il governo intende continuare a sostenere Kiev come il Parlamento ci ha detto di fare. La responsabilità: emergono nuove atrocità verso i civili, le responsabilità saranno accertate e i crimini puniti. Ancora la diplomazia: lo voglio ribadire, non smetteremo di sostenere la diplomazia e di cercare la pace. Queste alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. La sconfitta di Conte, cede sulla politica estera ma non riesce a fermare l'esodo dei grillini. Ora vuole rilanciare e pensa al rimpasto. L'esecutivo può tornare in bilico. L'ex premier: sono sereno sul voto, abbiamo dimostrato responsabilità. Circola l'ipotesi che Grillo stia tenendo aperta la porta a entrambi i leader. Ma a proposito di scontro politico, populismo addio, Di Maio fa il suo partito con 61 parlamentari dei 5 Stelle. L'annuncio: non possiamo stare dalla parte sbagliata della storia, siamo orgogliosi dell'operato di Draghi e lo sosterremo con lealtà. Questa è la sua dichiarazione. La strategia: lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento. L'accusa: si è alimentato uno scontro, alcuni dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno rischiato di indebolire il paese. La collocazione: sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa. Il proposito: per far progredire l'Italia da nord a sud abbiamo bisogno di aggregare talenti, uno non vale l'altro. Queste alcune dichiarazioni appunto del ministro degli esteri Luigi Di Maio, 35 anni, ieri a Roma a sinistra al ministro con il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.
E a proposito di questa scissione, il cantiere dei futuristi da Sileri a Castelli, per chi appoggia la scissione, una giornata di festa, siamo l'evoluzione del movimento, primi interlocutori del nuovo gruppo sono i sindaci Sala e Brugnaro, la soddisfazione di Renzi e Calenda, dissolto il nulla. Il Parlamento dopo la scissione, eccolo qui, Camera dei Deputati, Insieme per il futuro, questo il nuovo partito di Di Maio, 51 contando anche il ministro Di Maio, tra questi Laura Castelli, Manlio Di Stefano e Vincenzo Spadafora. Lega 132, componenti Movimento 5 Stelle 104, Partito Democratico 97, Forza Italia 83, appunto 51 con Insieme per il Futuro, Fratelli d'Italia 37, Italia Viva 30. Per il Senato, Insieme per il Futuro fanno parte Pierpaolo Sileri, Cinzia Leone, Emiliano Fenu, sono 11 rappresentanti, 61 della Lega, 61 del Movimento 5 Stelle, 39 del Partito Democratico, 51 di Forza Italia, 21 di Fratelli d'Italia e 15 di Italia Viva. Ecco quindi l'attuale situazione del Parlamento italiano dopo questa scissione. Ma adesso l'approfondimento a pagina 6 ci porta in Ucraina, l'invasione, la diplomazia, alta tensione su Kaliningrad, Putin minaccia la Lituania, Vilnius estende al trasporto su gomma lo stop alle merci sanzionate, l'ira del Cremlino, reagiremo, convocato l'ambasciatore italiano. Dall'attualità, eccidio di Marzabotto, giustizia a metà, toccherà all'Italia risarcire le vittime. Germania condannata, ma una norma del Tribunale dell'Aia del 2012 ha reso gli stati immuni per i crimini di guerra. Questa è la sfida giudiziaria, la svolta del 2012, il Tribunale dell'Aia dà immunità agli stati rispetto ai crimini dei loro eserciti. Da allora sono tanti i processi per stragi naziste in Italia, 4 arrivati a sentenza. La mossa di Berlino lo scorso 30 aprile, la Germania ha citato l'Italia all'Aia, basta chiedere i risarcimenti. Subito dopo il governo italiano ha stanziato 50 milioni per le vittime dei nazisti. In questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la lapide che ricorda i caduti della strage di Marzabotto compiuta dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, morirono 955 civili. Passiamo alle notizie riferite alla Regione Veneto, siamo a pagina 9 del Corriere delle Alpi. Zaia, il presidente, autonomia, siamo arrivati al giro di boa, i numeri del Covid sono di nuovo importanti. Il numero 1 di Palazzo Balbi parla dei principali dossier aperti alla vigilia del vertice a Roma con il ministro Gelmini e i presidenti di regione. Zaia ha detto: federalismo, noi abbiamo fatto i compiti, confidiamo che la legge rispetti le nostre istanze. Turismo, l'accordo con l'automobile club tedesco per consolidare i flussi turistici. Siccità, per primi abbiamo chiesto allo stato di crisi, devono essere usati i fondi PNR e infine la politica, Tosi è intelligente, spero che domenica il centrodestra sia compatto. Ancora dalla regione, no all'ideologia gender, Zenti non arresta, ha il dovere di indirizzare, non si placa la polemica sull'intervento del presore della diocesi di Verona che ha scritto una lettera indirizzata ai preti. Roberto Maroni della Lega: ci hanno provato tutti a fare l'accordo ma Sbuarina rifiuta. E a proposito di politica a Verona, Lega, Bufera a Mogliano, il sindaco e altri 7 stracciano la tessera, sempre tenuti in secondo piano e screditati da alcuni dei nostri. Il dramma di Auronzo, pagina 11, la funzionaria del MIUR Fuclo a scegliere il lavoro in segreteria. Daniela Beltrame nel 2015 dirigeva l'ufficio scolastico del Veneto, quanto ai 3 giorni di sospensione non era di mia competenza. Gli ispettori del Ministero stanno scandagliando la vicenda per capire se ci sono responsabilità. Passiamo adesso alle notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 16, l'emergenza idrica, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, falle nella rete e siccità, Sossai resta senza acqua, ordinanze antispreco, intervento dei Vigili del Fuoco lunedì sera per riempire la vasca di San Mamante, Sommavilla di GSP, in periodi di crisi climatica paghiamo la vetustà delle condotte. I sindaci del Feltrino vietano di lavare l'auto e bagnare orti e giardini con il servizio pubblico. Il monitoraggio di Legambiente, Escherichia coli nel Piave, volumi del batterio oltre i limiti. Altra notizia quindi che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Ma sempre in merito all'emergenza idrica, siamo a pagina 17, Alto Trevigiano, servizi attivi, le prime misure, pressione ridotta a Quero Vasse e Alano, allerta per la portata delle sorgenti del Grappa, la società raccomanda di evitare usi impropri. Serena del Grappa, la fontana, acqua della salute è già a secco, la fontana
zona dell'acqua Soteria, meglio nota come acqua della salute a Seren del Grappa, non zampilla più da qualche giorno, come racconta il sindaco Dario Scopel, che vediamo appunto in questo scatto. Continuiamo con pagina 19, Pelmo d'Oro, dedicata in questa pagina all'uomo del Pelmo e giovani atleti, 7 volti della montagna più vera. Decisi i riconoscimenti per il premio istituito dalla provincia, sul palco anche sci alpinisti e uno scalatore. Ed ecco appunto i premiati dell'edizione 2022 del Pelmo d'Oro. Alpinismo in attività, Francesco Vascellari ha fatto oltre 50 discese di sci rapido. Alpinismo in attività, Loris De Barba ha scalato 60 dei 4.000 sulle Alpi. Carriera alpinistica, Mauro Valmassoi, il fuoriclasse dell'arrampicata. Premio speciale Stefania Costantini, curling d'oro ai Giochi di Pechino. Premio speciale René De Silvestro, 2 medaglie alle Paralimpiadi. E ancora Dolomiti UNESCO, Anselmo Cagnati, grande alpinista ed esperto di neve. E per la cultura alpina, Pietro Sommavilla. Premio per la cultura alpina Pietro Sommavilla, classe 1940, è considerato l'uomo del Pelmo, di professione ingegnere, progettista di grandi opere in tutta Italia, attivo nel CAI, dove è stato membro del consiglio direttivo della sezione di Belluno. Tumore della pelle, si parla di sanità, pagina 20, purtroppo un triste primato per la provincia di Belluno, melanoma, un triste primato, siamo i più colpiti in Veneto. In provincia un centinaio di nuovi casi l'anno, soprattutto tra gli uomini, impennata di under 50. L'articolo a firma di Paola Dallanese, e sempre a proposito di questa malattia che colpisce prettamente la provincia di Belluno e i bellunesi, il professore dell'Istituto Oncologico Veneto Rossi: fondamentale stare all'aria aperta proteggendo la cute. Pagina 21, istruzione, orientare i giovani all'università, al via Dolomiti Summer School, il progetto organizzato da Confindustria Belluno con alcuni atenei italiani. I corsi a pagamento si terranno a Palazzo Bembo dal 29 agosto al 2 di settembre. Comitato d'intesa, progetto Area Europa, Under 30 a scuola di imprenditoria, dal Bellunese in raduno a Mezzano. Altre 2 notizie brevi, idee per il futuro, conclusa Tex Belluno, ritornerà a giugno 2023, sabato imparare mangiando spagnolo all'Urban Hub. Ma continuiamo con pagina 22, Lega dei Pellegrini chiede una rosa con donne ed eletti. Il sindaco si impone, ieri il direttivo comunale del partito, possibile chiusura sulla nomina di Luciani ed Ekunovic. L'articolo a firma di Rena Liprandi. È ancora in sospeso la composizione della nuova giunta comunale, ma iniziano a vedersi alcuni passi avanti. L'ostacolo principale per la definizione della squadra rimane quello della Lega, che rischia di uscire con le ossa rotte da questa vicenda che sta spaccando in due il partito a livello provinciale. Il sindaco Oscar De Pellegrini ha capito la situazione e ha deciso di evitare il peggio, chiedendo alla delegazione leghista formata da Franco Gidoni e Paolo Luciani di allargare la proposta iniziale. E la politica bellunese è in lutto, se n'è andata a 81 anni Domenica Piol, ex consigliera forzista, si era ricandidata con Oscar De Pellegrini e si è spenta ieri all'ospedale di Belluno, dove era ricoverata da qualche tempo. Domenica Piol, 81 anni, Piol si era candidata in quest'ultima tornata elettorale nella lista Belluno al centro a sostegno del candidato a sindaco Oscar De Pellegrini. Fatti di cronaca, controllati dalla polizia in stazione, sembravano dei turisti, ma negli zaini avevano alimentari all'ingrosso. E ancora scuola, esami al via, la provincia, in bocca al lupo ragazzi, abbiamo bisogno di voi. Questo è l'augurio della consigliera provinciale Serenella Bogana. E adesso passiamo a Feltre, politica feltrina verso il ballottaggio in programma questa prossima domenica. Idro, Fusaro e Zatta prendono posizione. La qualità dell'aria è la nostra priorità. I 2 candidati hanno risposto ai quesiti del comitato Respira Feltre: controlli, indagini epidemiologiche e condivisione. De Martini Bonanni: il nostro impegno sarà costante e collaborativo. E sempre per quanto riguarda la politica feltrina, elettori ammalati, voto a domicilio, serve la richiesta al comune, le scadenze sono 2. Ancora da Feltre, appuntamenti venerdì alle 18:30, Zaia in piazza Isola, in questo caso a sostegno della candidata di centrodestra Viviana Fusaro. E andiamo avanti con pagina 25, Samantha non c'è più, in tanti l'avevano aiutato a trovare una terapia contro la sclerosi primaria. Calzavara aveva 49 anni e da un mese era ricoverata all'hospice, ricordo della sorella Marica e la gratitudine verso chi le era vicino. Ha creato profonda costernazione fra i feltrini la morte di Samantha Calzavara, la donna di 49 anni affetta da sclerosi primaria progressiva, per la quale nel 2016 si era animata una straordinaria gara di solidarietà. Ed ecco un primo piano di Samantha Calzavara.
Ancora da Feltre, manifestazioni, ora la Dugna supporta la polizia locale e ancora la competizione, 1 oro e 3 bronzi alle Alpiniadi estive per la sezione ANA. Notizie anche da Pedavena, l'asilo nido ai caduti arrivano di Anatroccoli. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 26, Santa Giustina, sala polifunzionale più vicina, piace il progetto presentato. Avrà 280 posti a sedere e 2 piani a disposizione delle realtà del territorio. Sorgerà al posto del magazzino comunale, costa 4,3 milioni di euro il cantiere nel 2023 ed ecco in questo scatto gli attuali magazzini comunali che saranno appunto convertiti nella nuova sala polifunzionale per la comunità di Santa Giustina. Arsie, disagi per il Bomba Day, ma Incino non ha chiuso. La strada di Incino, quella che collega la frazione alta dell'Arsedese con Gismon del Grappa, è stata sdoganata nei giorni scorsi dalla prefettura di Vicenza dopo aver considerato che l'enorme ordigno ritrovato a Cismon del Grappa non avrebbe coinvolto quella zona nelle operazioni di despolettamento. Serena del Grappa, in rettilineo pericoloso, il sindaco chiede all'ANAS un autovelox fisso e continuiamo con pagina 27. Fatti di cronaca giudiziaria, il pianto della figlia di una coppia separata, ma perché mi fate venire in tribunale? La giovane della Valbelluna citata come testimone del processo alla madre dopo una denuncia presentata dal padre. Borgo Valbelluna, rally terapia a Morgan per i ragazzi disabili. Ancora da Borgo Valbelluna, contributi per lo sfalcio, fissati i criteri del bando. E da Sedico spunta una spada da samurai nella rissa in condominio. 3 vicini sono imputati per lesioni aggravate e uno di loro anche per porto illegale di una katana, che però non ha utilizzato. Katana che si può vedere quest'arma giapponese, appunto la famosa arma dei samurai che è presente in questo scatto. Siamo a Soverzene, partito il mandato tris di Burigo con un occhio all'elettrodotto, il confermato sindaco, altri comuni ostacolano lo spostamento dei tralicci, a Luca Balbinotte l'incarico di vice con delega a protezione civile e ambiente. Longarone, nuovo portale sport, cresce l'offerta turistica e ancora dall'Alpago la festa, 3 giorni di festa in Alpago con il Palio di San Vigilio. Spostiamoci a pagina 29, un pontalpino ha firmato il referto alla finalissima dei mondiali di beach volley. Andrea Denard, arbitro di punta della pallavolo, è stato chiamato al Foro Italico con l'incarico di scorer. E ancora da Ponte nelle Alpi, il 22enne Ferigutti al meeting con Israele. Mattia Ferigutti, intraprendente ragazzo 22enne di Piaia, di Ponte nelle Alpi, esperto sviluppatore Android e studente all'Apple Developer Academy, è stato recentemente invitato al meeting di Tech Agriculture organizzato dall'ambasciata di Israele alla presenza dei ministri Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Mara Carfagna. Cortina, un 8 nel piazzale del Bob Bar, così la nuova pista eviterà l'area tennis. Franco Gidoni, omologatore federale, spiega le soluzioni adottate per rifare il tracciato della Eugenio Monti. Ed ecco in questo scatto gli atleti al ritiro azzurro di boba e skeleton in corso a Cortina, al pistino di spinta Renzo Alverà di Fiammes. Pagina 31, viabilità del Comelico, lavori in Galleria Comelico, c'è l'ipotesi di commissario, sul tavolo la richiesta di una figura in grado di risolvere rapidamente i problemi. D'Inca, il ministro Bellunese sta lavorando alla proposta, i sindaci insistono sulla strada di Valle. Notizia di spalle, a Auronzo, una zattera veneziana ricostruita a Somadida e ancora a Valle di Cadore, la casa Zanetti a Costa diventerà una locanda. Domegge all'eremo dei Romiti con la marcia di San Giovanni. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società, il libro Einstein gioca a dadi con il mondo nell'indagine raccontata da Bucchi. Il sociologo vicentino esce con il suo primo giallo, protagonista il premio Nobel, una caccia al colpevole con una riflessione sulle responsabilità della scienza. Nella rubrica bellunese Giorno e Notte, una bella storia lunga 50 anni più 1, sabato al concerto della corale Zumellese. La formazione fondata nel 71 da Nevio Stefanuti celebra il compleanno nella chiesa cipretale di Mel. E adesso lo sport bellunese, calcio, Serie D, la Dolomiti cura alternative in avanti. Nel mirino 2 bomber da doppia cifra. A Corbanese offerto un ingaggio, al ribasso e in stand-by circolano i nomi di Barzotti e Manuzzi. Mountain bike, Speccia e Marchette agli europei, ma ora agli internazionali d'Italia. Sabato l'atto conclusivo della stagione, le 2 feltrine al momento prima e terza, l'appuntamento in azzurro è per la prossima settimana in Portogallo. Paraclimbing, Coppa Italia, Neri, re di tappa in Val d'Aone, vado su con le braccia, gli strapiombi sono miei. Il pilota a Pontalpino Marco Darold macina successi ed esperienza, obiettivo moto più potenti, parliamo di Marco appunto Darold.
Tennis, il Belluno va ai playoff di D1, D2, il Sedico ancora in corsa, il pass dei circoli di Fisterre è staccato con un bel successo su Noventa Vicentina, il Belluno di D2 e le femminili di Fioribarp e Pedavena centrano la salvezza. Ancora sport, nuoto, i mondiali di Budapest, c'è con anatomia di un record, tronco infinito, bacino stretto e gambe corte, il campione del mondo sembra essere stato disegnato per la piscina. E a proposito dei mondiali di Budapest, l'oro dei 100 Rana è secondo, nei 50 Greg solo quarto, Martinenghi d'argento a un soffio dal mito, delusione Paltrinieri. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso su pianura trevigiana e zone limitrofe e sui monti dal pomeriggio, a tratti parzialmente nuvoloso o parzialmente nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.